È una Roma già con le spalle al muro, quella che a Cisterna di Latina riceve l'Ecocity Genzano, una Roma che deve vincere per allungare la serie, l'Ecocity che invece vuole chiuderla per prendersi la semifinale scudetto. Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati. Il saluto dal Palasport di Cisterna di Latina vi arriva da Mattia Esposito, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto Roma Ecocity Genzano. Lo abbiamo detto, è una Roma obbligata a vincere per allungare la serie e trascinarla a gara 3. Ecocity che invece dopo aver vinto ai tempi supplementari davanti al suo pubblico gara 1 vuole provare a chiudere stasera i conti e prendersi la semifinale, un quarto di finale che assomiglia tantissimo ad una finale. Due squadre che alla vigilia di questo campionato erano partite con l'obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo e che si scontrano di fatto in quello che è il primo turno dei playoff. Andiamo a dare lettura delle formazioni partendo dalla Roma, padrona di casa, maglia numero 2 Ercolessi, 7 Isgro, 8 Murilo, 13 Ducci, 15 Borolo, 16 Ceccarelli, 18 Avellino, 20 Fortino, 24 Biscossi, 26 Cutrunneo, 28 Caiche Rodriguez, 77 Dimas. La notizia è che per scelta tecnica Fabrizio Reali rinuncia a Marcelinho, quindi escluso nella lista dei convocati. Non ci sarà invece Alessio Di Eugenio, causa infortunio. Risponde l'Ecocity dalla parte opposta, maglia numero 1 Mammarella, maglia numero 4 per Sergio Romano, 5 Matirara, 7 Fusari, 9 Brunelli, 11 De Oliveira, 12 Di Ponto, 13 Bissoni, 14 Taborda, 21 Siddi, 27 Nem, 77 Micheletto. Questi invece gli uomini a disposizione di David Marin. Andiamo a darvi lettura anche di quella che è la squadra arbitrale. Primo arbitro Gianluca Rutolo della sezione di Chieti, secondo arbitro Davide Plutino della sezione di Reggio Emilia, terzo arbitro Andrea Barilla di Cinisello Balsamo. Al crono siederà invece Gianluigi Squilletti della sezione di Campobasso. Sventolano le bandiere giallorosse in tribuna, una buona rappresentanza anche dei tifosi dell'Ecocity. È il momento delle foto di rito da una parte e dall'altra, dopodiché sarà gara 2 di questi quarti di finale. Gara che, come sempre accade nei playoff, si giocherà sì con la tattica, sì con la tecnica, ma anche tanto cuore e tanta intensità da una parte e dall'altra. Tra poco daremo uno sguardo ai due quintetti, Fusari, Nem, Micheletto e Taborda, con Di Ponto tra i pali per l'Ecocity. C'è invece Caiche Rodriguez tra i pali della Roma insieme a Murilo, Fortino, Lucio Avellino e Capitan Dimas. Questo è il quintetto scelto da Fabrizio Reali. Sembra davvero tutto pronto qui a Cisterna di Latina. Sarà della Roma il primo possesso di questa partita. Attendiamo solo il via libera da parte degli arbitri, cenno d'intesa e si parte con Fortino che gioca il primo pallone all'indirizzo di Lucio Avellino. Caiche prova ad imbucare proprio per Fortino, scontro fortuito con Pablo Taborda che si accascia a terra, subito un colpo. Il campionissimo dell'Ecocity. 10 secondi, gioco già fermo, problema per Pablo Taborda. Lo abbiamo detto, ha subito un colpo, direi involontario da parte di Rodolfo Fortino, che comunque va a scusarsi con Taborda. Sarà semplice rimessa laterale per l'Ecocity. Di Ponto a giostrare con i piedi il pallone, si fa vedere tra le linee Fusari, il lancio è lungo all'indirizzo di Nem, troppo lungo, fa scorrere Caiche che riconquista la sfera, lancia lungo per Fortino, Di Ponto per un attimo, Fortino si gira e calcia, contratto da Micheletto e poi Nem evita la rimessa laterale, ne concede un'altra alla Roma ma direttamente nella sua metà campo difensiva. Murilo
Caiche controlla il pallone, torna da Murillo, arriva la pressione forte di Fusari che costringe all'errore Murillo. Possesso recuperato dall'Eco City. Taborda si fa vedere con il contromovimento. Fusari che prova ad andare alle spalle di Murillo, bravo a leggere la traiettoria del passaggio, ad intercettare e riconquistare il possesso per la Roma. Avellino controlla, imbuca, pallone dentro per Murillo, buona trama della Roma con l'imbucata di prima di Rodolfo Fortino per Murilo Ferreira. È arrivato in corsa il giocatore maglia numero 8, qui andiamo a rivedere, pallone in banda di Avellino, cambio di lato di prima intenzione di Rodolfo Fortino, è arrivato con un pizzico di ritardo e non completamente coordinato Murilo Ferreira. Fortino in avanti per Dimas a duellare con Cristiano Fusari, l'ultimo tocco del capitano della Roma. Rimessa laterale per l'Eco City, si scaldano già tutte le pedine sulla panchina di David Marin. Micheletto prova a spedire in avanti questo pallone, facile preda di Caiche. Allora la Roma prova ad organizzare il suo giro palla. Fortino transita per i piedi di Dimas. Fortino, Avellino, cambio di lato all'indirizzo di Murillo. La difesa del pallone sul raddoppio portato da Fusari e Micheletto. Altra buona giocata difensiva dell'Eco City che costringe la Roma a rifugiarsi in rimessa laterale. 1 minuto e mezzo giocato in questo primo tempo qui a Cisterna di Latina. Una buona chance per la Roma sull'asse Fortino-Murillo. Intanto qui Micheletto finisce a terra, primo fallo commesso dalla Roma. Battuto il calcio di punizione dall'Eco City. Taborda, ora è la Roma che prova a salire in pressione. Nem apre per Pablo Taborda che prende la corsia centrale, con l'esterno va da Micheletto che prova a saltare in 1 contro 1 Murillo. L'ultimo tocco è di Micheletto secondo gli arbitri. E allora la Roma che riconquista il possesso e ripartirà da una rimessa laterale. Dimas, Avellino, cambia lato per Murillo, prova l'imbucata di prima, stavolta è lui ad essere sfortunato e a toccare per ultimo il pallone, ma secondo gli arbitri lo ha fatto quando era già terminato in rimessa laterale. Le proteste inutili di Fusari. Gli arbitri hanno già assegnato la rimessa alla Roma. Prova ad arrivare Fortino, rimpallo, stavolta è il suo l'ultimo tocco. E allora riparte l'Eco City. Micheletto sale forte, la pressione di Lucio Avellino. Micheletto si libera del pallone, ma Fusari non riesce a tenerlo in campo. Direi i primi 2 minuti di partita. Occhio qui al pallone imbucato per Rodolfo Fortino. Stavo per dire che le difese stavano avendo la meglio in questo avvio di gara. Rimessa laterale letale della Roma, ennesimo gol in questa stagione per Rodolfo Fortino e la Roma è avanti 1-0. Andiamo a rivedere l'assistenza di Avellino, troppo spazio a Rodolfo Fortino che può aprire il piattone mancino, e quando è così il numero 20 è una sentenza. Roma avanti con il gol di Rodolfo Fortino. Taborda, Micheletto scarica il pallone su Nem che prova a seminare tutta la difesa della Roma. Occhio che qui il pallone è buono per Fusari, è rimasto a terra Nem. Panchina dell'Eco City a chiedere un fallo cumulativo. La Roma ha segnato un fallo cumulativo, è il secondo di squadra per i giallorossi. Qui un po' di storie tese con Avellino che prova a calmare Nem. Siamo già entrati perfettamente in clima playoff in questa gara 2. Micheletto sull'esterno della rete. Saranno le mani di Caiche a far ripartire la Roma. Ha sbloccato questa partita Rodolfo Fortino con il piattone mancino da palla da fermo su assist di Lucio Avellino a stappare questo derby di gara 2 dei quarti di finale.
Fusari, Taborda, Micheletto, Taborda, ragiona Lecco City, che ha rinunciato in questo avvio di gara ad un pivot di riferimento lì davanti. Nem prova il cambio lato su Fusari, ma funziona la pressione della Roma che costringe ancora la palla persa a Lecco City. 3 minuti giocati nel primo tempo, 1-0 Roma, decide per il momento Rodolfo Fortino. Dimas prova a saltare Nem, l'ultimo tocco è il suo, anzi no, secondo gli arbitri, rimessa della Roma, le proteste di Nem. Occhio qui al contatto tra Micheletto e Avellino, finito a terra il giocatore della Roma. Tutta in piedi la panchina giallorossa a protestare. Adesso anche un po' di trash talking tra Avellino e Micheletto. Gli arbitri che cercano di calmare un pochino gli animi. Andiamo a rivedere cosa è accaduto. Micheletto si è liberato in maniera energica della marcatura di Avellino, direi nulla di drammatico. Giusto non sanzionare, direi, nessuno dei due giocatori. Semplice rimessa laterale per la Roma. Dimas, Avellino, Dimas apre per Fortino, pallone è però troppo lungo e sfila in rimessa laterale. Ci aspetta una battaglia sportiva qui a Cisterna di Latina in questo derby che può permettere alla Roma di allungare la serie o all'Lecco City di andare in semifinale. Nem, gran controllo, poi alza il pallone, duello di centimetri però vinto da Dimas. Occhio ancora a Nem a lottare, vince il duello contro Avellino. Fusari prova a saltare in 1 contro 1 Morelo che lo chiude in rimessa laterale. Provano ad alzare i giri di questa partita le due squadre. Murillo in buca per Avellino, arriva puntuale la chiusura di Nem, fuori Micheletto, eccolo il pivot di ruolo per Lecco City, dentro Leonardo Brunelli, ex Sporting Sala Consilina. Avellino, rimessa laterale, battuta all'indirizzo di Dimas. Sarà rimessa per la Roma, è entrato in campo anche Cutruneo per i giallorossi. Cutruneo, Dimas, Avellino e Fortino adesso in quintetto per Fabrizio Reali. Praticamente rispetto agli starting five, un cambio da una parte e un cambio dall'altra. Brunelli per Lecco City, Cutruneo per la Roma. Roma che potrà battere questa rimessa laterale. Pallone scodellato, Brunelli allunga la traiettoria in rimessa laterale. 16 minuti 19 secondi. Roma 1, Lecco City 0. Decide per il momento l'ennesimo gol di un eterno Rodolfo Fortino. Avellino, Cutruneo, Dimas, contromovimento di Cutruneo che era andato incontro a Fortino, adesso va a riposarsi in panchina il bomber giallorosso. Dentro Matteo Biscossi, Dimas in buca per Biscossi che riesce a difendere il pallone, prova ad andare Biscossi, un paio di deviazioni, pallone che carambola sul petto di Thiago Bissoni. Correr in arrivo per la Roma che prova a premere e prova a dare continuità in attacco. Qualche problema intanto per Cristiano Fusari. Pallone all'indietro per Dimas che calcia Taborda per un attimo Lecco City, poi bravo Fusari ad opporsi a Dimas. Rimessa laterale in arrivo per i ragazzi allenati da Fabrizio Reali. Avellino torna indietro da Kike Rodriguez. Occhio qui al pallone perso dalla Roma, ha provato ad approfittarne Pablo Taborda, il suo mancino però finisce direttamente in curva e saranno proprio le mani di Rodriguez a far ripartire l'azione della Roma
si fa vedere per una soluzione Dimas. Rodriguez preferisce andare da Biscossi, il taglio centrale di Cutruneo che transita per i piedi di Dimas. Biscossi scodella il pallone di ritorno a Dimas che chiedeva una trattenuta di Romano. Altro episodio dubbio in questo inizio di partita, qui Avellino a fare a sportellate con Brunelli. E direi che se le stanno dando sportivamente parlando le due squadre, e siamo a neanche 5 minuti dall'inizio di questa delicatissima gara 2. Rodriguez alza la testa, vuole la posizione profonda di Biscossi, anticipato con Romano che ripulisce il pallone e prova a dare aria alla manovra dell'Ecocity. Feroce la pressione di Dimas che guadagna la rimessa laterale. Buona giocata difensiva di Dimas. Occhio qui al tentativo di giocata in 1 contro 1, l'ultimo tocco è proprio di Dimas. Brunelli, spalle alla porta, Romano di prima per Pablo Taborda, l'imbucata dentro ancora per Brunelli e lui a fare da riferimento lì davanti. Taborda arriva alla spinta di Biscossi in ritardo davanti agli occhi dell'arbitro. Terzo fallo di squadra per la Roma che deve iniziare ad attenzionare la situazione falli. Non ne ha commesso ancora nessuno l'Ecocity, che però ha un gol da recuperare, quello di Rodolfo Fortino. Taborda, Bissoni apre il piattone a cercare Brunelli che ha provato a far sfilare il pallone e a calciare con il sinistro. Buona guardia da parte di Marco Ercolesi. Le nostre telecamere hanno pescato il presidente dell'Ecocity Tuccillo. Intanto la Roma attacca con Biscossi che alla fine si trascina il pallone in rimessa laterale. 14 minuti 40 secondi, Roma avanti 1-0, ma questa partita è ancora lunghissima. Romano, Brunelli in buca dentro da Tiago Bissoni che scodella il pallone di ritorno a Romano. Riconquista la Roma che riparte a 100 all'ora con Matteo Biscossi. Non c'è fallo da parte di Taborda che aveva letto in anticipo la giocata di Matteo Biscossi. Buona lettura qui di Pablo Taborda e possesso recuperato dall'Ecocity. Brunelli, Taborda apre il piattone, prova la giocata Romano, chiuso da Marco Ercolesi. Isgro, anche lui appena entrato in campo, il talento e la fantasia a sparigliare un po' le carte di Antonino Isgro. Murillo, Biscossi anticipato, Taborda va dentro da Romano che apre per Brunelli che prova ad andare col sinistro, vede sbucare il pallone all'ultimo Rodriguez che si tuffa e allunga in calcio d'angolo. Qui andiamo a rivedere la conclusione di Brunelli praticamente da fermo. Non si è fidato Rodriguez che ha allungato in corner. Dicevamo di un'Ecocity che si è aggiudicata una bellissima gara 1 che si è decisa solamente ai tempi supplementari con il punteggio di 7-6. Di Ponto alza la testa, vuole la posizione profonda di Brunelli, l'uscita di Rodriguez. Bissoni il primo ad arrivare sul pallone, poi Brunelli con il destro che non è il suo piede ha provato ad indirizzare all'angolino. Potenziale chance qui per l'Ecocity. Taborda anticipa di testa a Fortino ma serve di fatto il pallone ad Isgro. Bissoni, Romano, Taborda, buona traccia centrale per Tiago Bissoni, rimontato da un'ottima giocata difensiva di Isgro che adesso con calma preferisce far ragionare la Roma. Ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo tempo. Fortino qui prova a fare perno sul corpo di Brunelli, non c'è fallo, gesto di fair play anche tra Rodolfo Fortino e Brunelli. Gli arbitri hanno assegnato la rimessa laterale alla Roma. Grandi proteste della panchina dell'Ecocity, almeno in diretta l'ultimo tocco sembrava essere stato di Rodolfo Fortino. Roma che va a battere questa rimessa laterale. Ercolesi, Fortino, il suo sì stavolta
l'ultimo tocco, e allora Eco City che prova a ripartire con la scorribanda di Micheletto che trova muro giallorosso davanti, allora preferisce transitare per i piedi di Sergio Romano. Micheletto prova ad imbucare per Tiago Bissoni, si lotta furiosamente sul pallone, l'ultimo tocco di Nino Isgro secondo gli arbitri, rimessa Eco City nella metà campo difensiva della Roma. Romano, l'anticipo di Dimas, 2 contro 2 per la Roma con Dimas che prova con la punta mancena in diagonale, pallone non lontanissimo dal palo. Andiamo a rivedere l'assist di Fortino e Dimas che non va lontanissimo dal bersaglio. Chance per la Roma. Romano, Bissoni in buca ma non riesce a trovare Brunelli, e dopo il presidente Tuccillo anche il presidente Andrea Verde della Roma. E così che intanto batte questa rimessa laterale. Micheletto calcia, Fortino rimpalla, perde qualche metro di campo l'Eco City che avrà però ancora il possesso a disposizione. La Roma è sempre avanti 1-0. Decide per il momento Rodolfo Fortino. Romano va all'indietro da Edoardo Di Ponto, alza la testa, vuole Brunelli, Rodriguez, un paio di rimpalli, alla fine bravo da terra Rodriguez a sparecchiare l'area di rigore e a mettere il pallone in rimessa laterale. Passeggia Fabrizio Reali davanti alla sua panchina, parlare invece con i suoi David Marin. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Eco City. Micheletto apre per Sergio Romano, occhio qui all'anticipo secco di Dimas che la lascia lì per Murillo. Grande giocata difensiva di Romano che rimedia al suo precedente errore. Brunelli prova ad addomesticare il pallone che sfila però oltre la linea di fondo. Roma che ha provato a pungere in ripartenza. Avellino, Fortino, Murillo di nuovo Rodolfo Fortino. Sale la pressione dell'Eco City che è vincente perché Avellino è costretto a spedire in avanti il pallone. Facile preda per Edoardo Di Ponto. Micheletto, Murillo, rimessa laterale in arrivo per l'Eco City, fuori Brunelli, dentro Nem. Non abbiamo ancora visto in campo Julio de Oliveira che continua a scaldarsi sulla panchina dell'Eco City, ma non ha ancora visto il campo. E siamo ad 1 minuto e mezzo praticamente dalla metà del primo tempo. L'anticipo di testa di Lucio Avellino che poi prova a cambiare lato per Fortino, prova a scatenare i cavalli in Nemma e però trova la strada chiusa e non riesce nello scarico su Micheletto. Intanto qui controfallo fischiato a Murillo. E ancora un po' di storie tese tra Fortino e Nemma. Sarà un derby caldissimo da vivere insieme con la Roma che per il momento conduce 1-0 con il gol di Rodolfo Fortino. Nemma cambia lato, trova Fusari che prova quasi surplus a sfidare in 1 contro 1 Murillo. Bissoni con l'esterno, Murillo buca l'anticipo, non va però a commettere fallo e guadagna la rimessa laterale. Murillo dentro da Fortino, anticipato da Bissoni. Micheletto, lui che è un mancino naturale, riesce a difendere il pallone, a tirar fuori un calcio di punizione. Occhio perché è il 4º fallo di squadra commesso dalla Roma. Ancora nessuno dall'Eco City. E dal prossimo sarà bonus per i giallorossi. Micheletto sul punto di battuta del calcio di punizione. Ercolesi a parlare con gli arbitri e a chiedere spiegazioni per questo fischio. Vediamo se Micheletto proverà ad andare dritto in porta.
Rincorsa da parte del 77, fischio degli arbitri, parte Micheletto, è lì ad aspettarlo Murillo. Rimessa laterale, battuta da Tiago Bissoni. Nemma. Pallone aperto per Fusari. Bissoni. Prova a dare una linea di passaggio Micheletto, premiato da Tiago Bissoni. Fusari si incarta sul pallone, riesce a trovare Nemma che salta Avellino, bravissimo in uscita Rodriguez. Molto molto attento il portiere della Roma, perché quasi in maniera casuale era venuta fuori una potenziale occasione per le Cositi. Fusari, Micheletto torna da Cristiano Fusari, ancora Leonardo Micheletto, Bissoni gestisce il possesso. Lecco City, la pressione di Murillo, Roma che deve stare attenta a non commettere il quinto fallo. Buono qui il cambio di lato per Fusari che sprinta a 100 all'ora, calcia e trova le mani aperte di Rodriguez. Adesso un po' di riposo per Murilo Ferreira, torna in campo Cutruneo, uno dei prodotti dell'Under 19 della Roma, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nelle ultime 2 stagioni. Bissoni prova ad aprire il campo per Nemma, che però si era fermato, spreca questa chance da palla da fermo Lecco City. Riposo per Bissoni, torna in campo Pablo Taborda, sarà rimessa laterale per la Roma, mentre stiamo pizzicando in questo momento la metà del primo tempo. Occhio qui al pallone lungo, in ritardo Cutruneo, attenzione perché è il quinto fallo della Roma. Roma che dunque è in bonus, ed è un bonus molto molto lungo da gestire, perché come detto siamo solamente a metà del primo tempo. Si rialza di punto, è arrivato in ritardo Cutruneo. Calcio di punizione per Lecco City, dovrà batterlo all'interno della sua area di rigore. Di Ponto lascia l'incarico a Pablo Taborda, pallone giocato corto per Fusari, sale la pressione della Roma, Fusari riesce a trovare Micheletto, poi Cutruneo sulla linea di passaggio allunga la traiettoria in rimessa laterale. Vediamo se la Roma riuscirà a gestire il bonus. Occhio qui a Caiche, rischioso ma bravissimo in anticipo su Nem, che era scappato in banda, era stato pescato sulla corsa da Pablo Taborda. Fusari cambia lato, trova Leonardo Micheletto. Nem, anticipo secco di Lucio Avellino. Cutruneo dentro da Fortino, torna all'indietro da Cutruneo, è schierata la difesa dell'Lecco City, prova ad attaccarla la Roma con Avellino che calcia in diagonale, ma c'è Micheletto sulla linea della conclusione di Lucio Avellino, che poi alza questo open under quasi rugbyistico. Recupera Lecco City che attacca con l'1 contro 1 in banda di Taborda, che scarica su Micheletto e questa fa malissimo. Pallone a 200 all'ora calciato da Micheletto, che ha colpito sullo stomaco praticamente Cutruneo, che si era immolato in scivolata, dolorosissimo. Ancora a terra il giovane giocatore della Roma. Si rialza Cutruneo, adesso lascia il campo a Murilo Ferreira. È praticamente staffetta tra i due per Fabrizio Reale. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale per Lecco City. Micheletto, Fusari, Micheletto, di tocco per Pablo Taborda.
che prima pensa allo scarico, lo effettua in un secondo momento proprio su Leonardo Micheletto, ma la Roma lì è brava a chiudere tutte le possibili soluzioni nel sviluppo del gioco dell'Ecocity. Nem, Taborda, Fusari Taborda, muove il pallone ma non guadagna campo la squadra di David Marin. Taborda corto da Fusari, corto da Taborda e poi cambio lato per Micheletto. Taborda, ma non c'è più Brunelli a fare da punto di riferimento davanti e non abbiamo ancora visto Julio De Oliveira. A questo punto direi che la scelta dello staff tecnico dell'Ecocity è quella di risparmiare De Oliveira, che invece adesso si prepara ad entrare e dunque sono stato smentito nel giro di 2 secondi praticamente. Occhio qui ad Avellino che prova a saltare Taborda, fallo commesso da Pablo Taborda, è il primo dell'Ecocity e in allegato per il giocatore argentino dell'Ecocity arriva anche il cartellino giallo. Andiamo a rivedere dribbling di Lucio Avellino che fa vedere bene il contatto con Pablo Taborda. Si guadagna il calcio di punizione, tra l'altro da posizione molto interessante, e anche il cartellino giallo per Taborda. Poco meno di 8 minuti, si asciuga il parquet del Palasport di Cisterna di Latina. Da seguire con grande attenzione questo calcio di punizione in favore della Roma. C'è Murillo pronto ad incaricarsi della battuta. Avellino apre per Biscossi che col piatto ha provato ad indirizzare all'incrocio dei pali. È uscito decisamente male il pallone dal destro di Matteo Biscossi. Chance che sfuma per la Roma. Nem alza la testa, vuole Pablo Taborda. Fusari dentro da Julio De Oliveira. Nem rientra sul mancino, un paio di sterzate, prova a farsi tutto il campo Nem, lui l'ultimo a toccare. E dunque le mani di Rodriguez che vuole il movimento di Biscossi, anticipo secco di Taborda che può trasformare l'azione dell'Ecocity. Nem da terra, lotta, De Oliveira prova a calciare col sinistro, si allunga la sua destra Rodriguez che poi prova ad andare subito lungo da Dimas. Stavolta il pallone è preciso, Dimas domestica ma deve tornare indietro da Lucio Avellino. Biscossi, Avellino, Dimas di prima per Matteo Biscossi. Duello vinto da Pablo Taborda, rimessa laterale che sarà in favore dell'Ecocity. Nem chiede calma a Julio De Oliveira su questa imbucata di Nem. Rodriguez lungo, Taborda di testa, Nem controlla Isgro, riesce ad evitare la rimessa laterale e poi cambia lato. Bene per Ercolesi, non premiato Isgro che aveva fatto contromovimento per andare a calciare. La Roma che ragiona proprio con Isgro. Ercolesi, Murillo, Ercolesi, Isgro se ne va con una finta Fusari, duello tra numeri 7, ma si trascina direttamente il pallone in rimessa laterale. Murillo bravo a mettersi davanti con il corpo e a ridare il possesso palla alla Roma. Ercolesi, Isgro, Ercolesi alza la testa, trova Biscossi che con un gran colpo di tacco voleva premiare il taglio centrale di Antonino Isgro. De Oliveira a ripulire il pallone per Fusari, deve spaziarsi però in attacco l'Ecocity. L'imbucata di Taborda per De Oliveira che aveva calciato forte sul secondo palo. Non era da attaccare quella zona di campo Nem.
Intanto arriva il time out richiesto dalla panchina della Roma. Tra pochissimo andremo a sentire le parole di Fabrizio Reali. 5 minuti 45 secondi, sentiamo Reali. Ci serve la palla sul pivot e qualcuno che entra dentro con lui. Poi la difesa 5 falli, partiamo pure a 3/4 un po' più dietro senza fare fallo. Una cosa, se Taborda che ha ammonito ci tocca, andiamo a toccarlo con lui. No, abbiamo 5 falli. No, lui reagisce dopo che la palla va fuori. Andiamo con lui. Tiriamo, prendiamoci, spingiamo quando la palla sta fuori. Quando c'è la possibilità. Prima soluzione al pivot. Prima soluzione al pivot. E qualcuno che accorcia per la seconda palla. E guardate col corpo avanti. Marco, se non c'è niente, palla sopra. Vai. Molto chiare le indicazioni di Fabrizio Reali. Prima soluzione, andare dentro dal pivot e poi buttarsi dentro per calciare. E poi secondo comandamento, quello di non andare a commettere fallo, perché la Roma in bonus ne ha 5 già da oltre 4 minuti. Sta gestendo bene la squadra di Fabrizio Reali. La situazione falli, Isgro prova a saltare Micheletto, il pallone sbuca, buono per Sergio Romano e De Oliveira, lo tocca all'indietro per Pablo Taborda, apertura di prima per Leonardo Micheletto, l'1 contro 1 su Isgro, un po' di campo da attaccare per Pablo Taborda che alza la testa, torna da Sergio Romano, dentro da Julio De Oliveira che non serve, il pallone di ritorno a Romano, prova a girarsi, alla fine una lotta furibonda punita con il fallo di Sergio Romano. Cantano i tifosi della Roma in tribuna. 5 minuti 16 secondi, Roma 1 Ecocity 0. Decide per il momento il piattone di Rodolfo Fortino. Calcio di punizione dopo il fallo di Sergio Romano battuto da Murillo, che trova Fortino e direi subito ad eseguire alla lettera le indicazioni di Fabrizio Reali. La Roma che aveva chiesto di andare a cercare il pivot. Il pallone spedito in avanti e lasciato sfilare da Di Ponto. Micheletto, De Oliveira, bravo Ercolesi. Ecocity che ripartirà da una rimessa laterale. Arriva in corsa Micheletto, c'è lì ad aspettarlo Fortino e l'ultimo tocco è proprio di Leonardo Micheletto. Fortino, buono il pallone di prima di Avellino, leggermente troppo lungo per la corsa di Isgro, ma queste tracce a volte geniali, davvero Lucio Avellino. Micheletto offre il pallone a Pablo Taborda. Romano, Taborda ancora per Leonardo Micheletto. De Oliveira nella sua metà campo addirittura costretto a prendersi il pallone, poi prova ad allungare la squadra ma la Roma è lì a dare pressione, allora deve uscirne col giro palla l'Ecocity. De Oliveira, Micheletto alza per Sergio Romano, un paio di rimpalli, alla fine Romano in qualche modo riesce a calciare e Rodriguez con la mano aperta a dire di no. Occhio che la Roma prova a ribaltare velocemente il campo. Ercolesi va da Rodolfo Fortino che serve Isgro, conclusione deviata, calcio d'angolo in arrivo per la Roma a 4 minuti e 6 secondi da giocare. Qui andiamo a rivedere Romano, pallone che probabilmente era uscito dopo la parata di Caiche. Isgro non ci pensa su e calcia, conclusione forte ma fuori misura da parte di Antonino Isgro. Era uscito molto bene il pallone dal destro, non ha centrato però il bersaglio. Occhio qui che l'Ecocity rischia di combinare la frittata e prova a ribaltare adesso il campo con De Oliveira, grande giocata poi col mancino.
a fare muro ancora la difesa della Roma. De Oliveira, spalle alla porta, difende il pallone su Lucio Avellino, torna da Sergio Romano. Micheletto, non c'è fallo di Romano. Bissoni va dentro da De Oliveira, buona la traccia per Romano. Bissoni prova ancora una volta a dare continuità alle Lecco City, perché il primo ad arrivare dopo il rimpallo è proprio Julio De Oliveira. Bissoni, Micheletto, De Oliveira ancora per Leonardo Micheletto. In arrivo gli ultimi 180 secondi. Micheletto calcia. Rodriguez bravo con i piedi e occhio che la Roma attacca con Dimas che anticipa l'intervento di Bissoni calciando con la punta del piede destro. Ha dovuto affrettare qui la conclusione. Dimas, Di Ponto in avanti per Brunelli, puntuale in uscita ancora Rodriguez e Nem a battere la rimessa laterale. Bissoni, Romano, un solo ammonito fin qui Pablo Taborda per Lecco City. Roma che ha sempre 5 falli di squadra. Occhio qui al pallone imbucato per Brunelli, non era facile il controllo, riesce in qualche modo a tenere vivo il possesso per i suoi. Romano, Nem, Taborda dentro da Brunelli che prova a girarsi, ad indirizzare sul secondo palo. Buona giocata difensiva di Lucio Avellino, non c'è fallo sul giocatore della Roma. Brunelli pensa per un attimo al cambio di lato su Nem. Romano, Nem 1 contro 1 su Lucio Avellino, prova ad ubriacarlo il 27 dell'Lecco City, strada chiusa e pallone ribaltato per Brunelli che calcia col destro, chiedeva un colpo con il braccio di Cutruneo. La Roma attacca, corsia centrale per Dimas, Di Ponto in qualche modo in uscita, ma in un secondo a ribaltare il campo la Roma. Ancora a protestare David Marin che chiedeva un intervento con il braccio di Cutruneo. Andiamo a rivedere, sempre puntualissimo il replay. Non chiarissimo se Cutruneo abbia impattato o meno il pallone con il braccio. E qui poi la chance che ne è seguita di fatto per la Roma con la scorribanda centrale di Dimas e l'uscita di Di Ponto. Si asciuga il parquet, 1 minuto 54 secondi da giocare. Roma 1 e Lecco City 0 in questo derby di gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di futsal. Murillo, Ercolesi non trova nessun destinatario, sarà rimessa laterale per Lecco City. Nem, Fusari, Bissoni, Nem, ancora strada chiusa e allora si transita per i piedi di Brunelli. Cambio di lato che non riesce a trovare Fusari che aveva stretto quasi per venire incontro a Brunelli. Ercolesi spedisce il pallone direttamente in tribuna. Tanto arriva il time out chiamato da David Marin. Eccolo qui il fischio degli arbitri, il suono della sirena. Ci vuole parlare su il tecnico del Lecco City. Andiamo a sentire quelle che sono le indicazioni di David Marin. Prima fallo, abbiamo falli per tagliare ripartenza, ok? Continuiamo a fare il cross, con attenzione. Leo, puoi venire la prima per il primo paletto, dopo ti metti dentro fondo. Facciamo adesso. Io do la palla là. ok, dopo molta pressione. Dai, forte adesso, Leo. Fusa, forte adesso, Fusa, dai. Fine del time out.
Possesso Ecositi ad 1 minuto e mezzo dalla fine del primo tempo. Primo tempo che ha per il momento sopra il marchio di Rodolfo Fortino. Nem calcia in diagonale. Occasionissima per l'Ecositi con Bissoni, che era pronto a spingere in porta quel pallone. C'è da sistemare la porta di Rodriguez, dopodiché sarà possesso Roma. Siamo al tramonto dei primi 20 minuti di gioco. Rodriguez in avanti, Biscossi lotta con Tiago Bissoni, non c'è fallo, si continua a giocare. Fusari, Bissoni, ancora per Cristiano Fusari. 1 contro 1 con Murilo Ferreira, sempre elettrico l'1 contro 1 di Fusari. Nem calcia malissimo con il sinistro. Sfuma anche questa azione dell'Ecositi. Occhio qui al contatto tra Bissoni e Biscossi, fallo commesso da Tiago Bissoni. Fuori anche Brunelli, al suo posto Pablo Taborda. È il terzo fallo di squadra per l'Ecositi ad 1 minuto dalla fine del primo tempo. Direi che può tranquillamente gestire la squadra di David Marin. Lo ha fatto per oltre 8 minuti invece la Roma, che era già andata in bonus a 9 minuti e 58 secondi da giocare nel primo tempo. Dunque ha risestito praticamente metà tempo con il bonus la Roma, che adesso può battere questo calcio di punizione. Dimas sul punto di battuta. Si allontana Avellino, Fortino calcia, colpito Dimas. Proteste dei giocatori della Roma, ma sembrava essere di Dimas l'ultimo tocco. Pallone in avanti, fuori misura per Brunelli. Ed è Cositi che di fatto riconsegna il pallone alla Roma. Rodriguez, Fortino, la gira di prima per Dimas che va da Ercolesi. Si chiude la difesa dell'Ecositi sul pallone di ritorno di Ercolesi. Murilo, Ercolesi. 3 giocatori mancini della Roma in campo in questo momento: Murilo, Ercolesi e Fortino. Nem salta a secco Murilo, poi chiedeva un altro tocco con il braccio, ma sembrava pulito con il petto l'intervento di Fortino. Dall'altra parte Ercolesi riesce ad arrivare prima di Brunelli. Si è fatto male questo tentativo di conclusione Marco Ercolesi. Dentro Lucio Avellino proprio al posto del numero 2. Ultimi 20 secondi di primo tempo in arrivo. Nem rientra e calcia. Non riesce a trovare né la porta né Tiago Bissoni, che ancora una volta aveva preso posizione sul secondo palo. Pallone in avanti di Ponto. Regna all'interno della sua area di rigore e prova a regalare l'ultima chance del primo tempo all'Ecositi. Brunelli cambia lato per Fusari, 1 contro 1. Murilo però è lì a leggere in anticipo il tentativo di giocata di Cristiano Fusari, e chissà che questa non sia stata l'ultima azione del primo tempo. Murilo cambia lato, pallone in avanti di Caiche che riesce a trovare Dimas. Lotta con Nem in archivio i primi 20 minuti di gioco qui a Cisterna di Latina. Roma 1 Ecositi 0. Decide per il momento Rodolfo Fortino. Pausa per noi, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo.
Ben ritrovati dal Palasport di Cisterna di Latina, tutto pronto per il secondo tempo di Roma. Ecositi Genzano, si riparte dall'1-0 in favore della Roma. È stato un primo tempo intenso, ruvido da una parte e dall'altra, poche le vere occasioni da gol. È stata letale la Roma a colpire con il piattone di Rodolfo Fortino. Roma che, come abbiamo raccontato in apertura di telecronaca, obbligata a vincere questa gara 2 per allungare la serie. Sarà l'Ecositi a toccare il primo pallone del secondo tempo. Aspettiamo solamente il via libera dagli arbitri che fanno accomodare in panchina i giocatori in piedi. Ora sì che sembra davvero tutto pronto, il fischio arriva, inizia il secondo tempo di questa gara 2 di quarti di finale. Nemma Taborda alza subito il pallone per Fusari, Dimas prova ad allungarselo di testa, rimessa laterale per l'Ecositi. Nemma ad incaricarsi della battuta, scambia con Micheletto, Taborda, Fusari. Eccolo Pablo Taborda a tornare da Micheletto. Prova l'1-2 con Fusari che poi prende la corsia centrale. Eccolo Micheletto che calcia. Ancora puntuale in chiusura Lucio Avellino. Professore a livello difensivo. Il numero 18 giallorosso. Corner in arrivo per l'Ecositi. Manca però il pallone che arriva in campo in questo momento. Sarà Leonardo Micheletto ad incaricarsi della battuta. Corner Ecositi, Micheletto scodella, Nemma calcia al volo. Complicato trovare la coordinazione. Pallone di Nemma finisce altissimo sopra la traversa, si ripartirà dalle mani di Rodriguez. 30 secondi andati in questo secondo tempo, un primo tempo che tra l'altro molto frammentato e molto lungo. Ecositi che batterà all'interno della sua metà campo una rimessa laterale. Fusari, Micheletto, torna da Cristiano Fusari, apre per Taborda che prova a lanciare la corsa di Micheletto, pallone che sfuma e sfila ancora una volta in rimessa laterale. Rodriguez prova a salire la pressione di Nemma, ne esce bene la Roma con Dimas che calcia. È arrivata la parata di Di Ponto. Sarà corner per la Roma. È uscita bene dalla pressione dell'Ecositi la squadra di Reali. Campo per Dimas. Puntata a destra. E risposta di Edoardo Di Ponto. Roma che intanto rimane in zona d'attacco con la rimessa per i piedi di Lucio Avellino. Proprio da una rimessa battuta da Avellino nel primo tempo la Roma ha sbloccato la partita. Rodriguez prende possesso della metacampo difensiva dell'Ecositi, scodella il pallone per Murillo, di prima per Dimas. Bella trama della Roma, è bello anche il tocco di prima di Murilo Ferreira. Era complicatissimo per Dimas da quella posizione riuscire a centrare la porta. Fusari, Taborda, torna da Cristiano Fusari, Murillo e Fortino a dare pressione e l'Ecositi deve trovare sbocchi nel suo sviluppo di gioco. Fusari prende la banda, torna da Pablo Taborda che prova a restituire il pallone al numero 7. Avellino saggiamente si ferma, abbassa i ritmi e decide di gestire con il possesso. Fortino va da Avellino che prova a calciare, ad aspettarlo sulla traiettoria c'è Pablo Taborda. Occhio qui a Fortino che ha provato a coordinarsi al volo. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su YouTube, sulla pagina della divisione Calcio a 5. Fusari trova Nemma, 1 contro 1 su Fortino, 3 contro 2 che si sviluppa per la Roma. Cutruneo va da Fortino. Da posizione molto defilata trova una deviazione e tira fuori forse il massimo da quella situazione, ovvero un calcio d'angolo.
Avellino dentro. Cutruneo anticipato, pallone ancora per Cutruneo, che ha provato a coordinarsi con una splendida rovesciata. Grande gesto tecnico di Cutruneo, che andiamo subito a rivedere. L'aveva colpita, impattata bene quella palla a Cutruneo, sembrava comunque sulla traiettoria di Ponto. Rimane il bellissimo gesto di Cutruneo. Qui il pallone spedito in avanti, deve solo raccoglierlo Rodriguez, fa ripartire la Roma. 17 minuti 55 secondi, Taborda di testa, Nem prova a tenere vivo il possesso e ci riesce. Taborda apre per Leonardo Micheletto, che rientra sul mancino, strada chiusa, e transita ancora per i piedi di Nem, che prova a calciare. Sembrava battuto Rodriguez dalla conclusione velenosa di Nem. Andiamo a rivedere la giocata di Nem. Lasciato sfilare il pallone Rodriguez, che con le mani farà ripartire l'azione della Roma. Rodriguez lungo, Fortino prova a servire il taglio centrale di Dimas, riparte a tutta velocità l'Eco City con la conclusione sul primo palo di Leonardo Micheletto. Attento Rodriguez, che ha provato anche a prendere il pallone e a far ripartire l'azione della Roma. Qui andiamo a rivedere netto il tocco di Rodriguez, calcio d'angolo per l'Eco City, il taglio centrale di Nem, il pallone all'indietro per Taborda, che controlla e calcia, buca sotto le gambe Kayke Rodriguez, pareggia l'Eco City con l'esperienza di Pablo Taborda nel primo tempo a sbloccare la partita, una palla da fermo, nel secondo tempo una palla da fermo a stampare l'1-1. Qui l'assist di Micheletto, troppo campo a Pablo Taborda, che è una sentenza. Pallone sotto le gambe di Kayke. Roma 1, Eco City 1. Fortino nel primo tempo. Taborda in questa ripresa. È tutto nuovamente in equilibrio. Taborda di testa, Fortino invita i suoi a mantenere la calma. Dimas, pallone per Lucio Avellino, prova a riorganizzarsi dopo aver subito il gol dell'1-1 la Roma. Avellino dentro da Rodolfo Fortino, che difende il pallone, lo ripulisce bene per Avellino. De Oliveira in anticipo su Dimas, attacca l'Eco City, la sterzata di De Oliveira. Micheletto sembra aver dato animo all'Eco City. Il gol di Pablo Taborda, che adesso fronteggia in buca per Julio De Oliveira. Trattenuta di Rodolfo Fortino su Pablo Taborda. È arrivato il fischio degli arbitri, giallo per Rodolfo Fortino, che è il secondo ammonito di questa partita. Taborda per l'Eco City, Fortino per la Roma. Era stata netta la trattenuta di Fortino. Sacrosanto, il fischio è sacrosanto, direi anche il cartellino giallo. Prova a farsi sentire il pubblico di Fede Eco City. 1-1, 16 minuti e 44 secondi da giocare di questo bel derby di quarti di finale. Gara 2, ricordiamo, se vince l'Eco City è in semifinale, se vince la Roma si va a gara 3. Storie tese tra Isgro e la panchina dell'Eco City. Si allontana Taborda, lascia l'incarico a Micheletto. Conclusione forte ma centrale. Rodriguez a parare, Ercolessi a ripulire. Rimessa laterale per l'Eco City. Micheletto in buca dentro per De Oliveira. Arriva ancora Taborda. Si chiude bene stavolta la difesa della Roma, che riparte in 3 contro 2 con Dimas, che apre per Lucio Avellino, che prova ad imbucare sul secondo palo. Grande giocata difensiva di Julio De Oliveira. A fermare la transizione della Roma, che ripartirà da una rimessa laterale. Ercolessi prova a sfidare da solo sia Micheletto
che Julio De Oliveira. Ne viene fuori una palla persa e un'altra rimessa laterale, stavolta per l'Eco City. Fuori Avellino, dentro Murilo Ferreira. Micheletto ad incaricarsi della battuta, si è asciugato intanto il parquet e ora sì che si può tornare a giocare. Quadratura stretta su Micheletto che batte la rimessa all'indirizzo di Pablo Taborda. Nem sale forte la pressione della Roma e allora prova l'Eco City a cercare davanti Julio De Oliveira. Murillo, riparte la Roma. L'imbucata dentro per Rodolfo Fortino, spalle contro Pablo Taborda, difende il pallone, transita ancora per i piedi di Murillo, Ferreira, Giuliao. Murillo pressato da Micheletto, non c'è fallo, il pallone dentro per De Oliveira, la deviazione, ma il pallone finisce in porta. In meno di 5 minuti l'Eco City ha ribaltato la partita, la riconquista alta, il pallone dentro per Julio De Oliveira. 15 minuti 53 secondi, l'Eco City ha ribaltato la partita, è avanti 2-1, pallone perso da Murillo. Micheletto ha pescato dentro Julio De Oliveira. Cambiati completamente gli scenari. È entrata con un piglio ben diverso l'Eco City in questo secondo tempo. Eco City che onestamente aveva costruito poco, anche concesso poco alla Roma, ma aveva decisamente costruito poco nei primi 20 minuti, che la Roma aveva chiuso avanti 1-0, ma adesso l'1-2 dei giocatori maglia verde a ribaltare la partita. Qui vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di Sergio Romano. Tornato in campo Antonino Isgrò per la Roma. 1-2 Eco City, firmato forse dai due giocatori di maggiore esperienza a questi livelli per David Marin, ovvero Pablo Taborda e Julio De Oliveira. Qui Pablo Taborda finisce addosso a Di Ponto. De Oliveira, Romano, torna da Pablo Taborda, dentro da Julio De Oliveira che difende su Matteo Biscossi e prova a dare continuità a questa azione offensiva dell'Eco City. L'imbucata dentro per Taborda, troppi i giocatori della Roma intorno a lui e non c'è fallo. Ercolesi con calma si appoggia su Rodriguez che apre bene per Murillo. Isgrò, Murillo vuole dentro Biscossi, si avventura ma finisce col perdere il pallone. Arriva ancora Isgrò che ripulisce all'indietro per Marco Ercolesi. Si lotta su ogni pallone in campo. Isgrò, la finta, non riesce a saltare De Oliveira, poi la rulletta di Bissoni che serve il pallone a Pablo Taborda. È rimasto a terra Antonino Isgrò. Scontro forse col ginocchio destro nel tentativo di dribbling su Julio De Oliveira. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico della Roma per prestare soccorso a un dolorante Antonino Isgrò, pescato dalle nostre telecamere. Contatto che è sembrato fortuito con Julio De Oliveira nel tentativo di dribbling. Forse il classico scontro ginocchio-ginocchio, mani al volto addirittura per Antonino Isgrò. Ci auguriamo ovviamente che la partita non perda uno dei suoi protagonisti. Si rialza comunque, già un buon segnale il numero 7. Vediamo se sarà in grado di continuare. E intanto qui rivediamo il gol che ha ribaltato la partita, l'intervento disperato di Marco Ercolesi che forse di fatto mette fuori gioco Rodriguez.
Gol che ha permesso all'Ecocity di ribaltare la partita e di portarsi avanti 2-1, ma è ancora lunghissima. Pallone lungo, troppo di Ponto da portiere a portiere. Rodriguez controlla, apre per Matteo Biscossi che prova a saltare in dribbling un avversario. Sfortunata la Roma su questa giocata di Matteo Biscossi. Romano chiuso da Demas, rimessa laterale Ecocity. Taborda, Bissoni troppo lungo all'indirizzo di Brunelli. Roma che adesso deve provare ad alzare il ritmo. Sì, Demas, Bissoni all'indietro per Taborda. Non riesce a controllare il pallone Brunelli, riconquista la Roma. Murillo da Biscossi. Ercolesi, Murillo cambia lato a cercare Matteo Biscossi. Buono il rimorchio di Demas che può sfidare in 1 contro 1 Romano che lo aspetta lì. Fa un'altra bella giocata difensiva, chiude la porta Demas e riesce anche a guadagnare la rimessa laterale. Qui andiamo a rivedere la chance per la Roma, la parata di Ponto con il pallone che ha sbattuto sul palo. Molto sfortunata la formazione giallorossa. Buona l'uscita di Kayke Rodriguez che concede la rimessa laterale in zona d'attacco all'Ecocity. 13 minuti 42 secondi da giocare e da vivere insieme in questa gara 2 di quarti di finale. Bissoni, Romano prova in qualche modo a districarsi, perde il pallone Murillo, lo scarica all'indietro per Rodriguez. Il lancio lungo, Biscossi tiene vivo il pallone, bravo qui Matteo Biscossi che alla fine tira fuori una rimessa laterale. Ercolesi, Dimas calcia, conclusione murata da Thiago Bissoni che esulta per essersi fatto trovare pronto in questa circostanza. Murillo all'indietro per Rodriguez che al piccolo trotto prende possesso della metà campo difensiva dell'Ecocity. Murillo prova a servire Biscossi, errore di Murillo che lascia il campo. Al suo posto torna Cutruneo. Con questo risultato Ecocity in semifinale. Un gol per i supplementari, 2 per gara 3 invece per la Roma. L'anticipo di Avellino, Di Ponto va lungo da Brunelli che difende, spalle alla porta su Cutruneo e poi saggiamente si rifugia tra i piedi di Thiago Bissoni. Romano, Brunelli, Sergio Romano. Sale la pressione della Roma che è vincente perché qui forza la giocata Thiago Bissoni, non riesce a trovare Brunelli, ma l'impressione è che l'Ecocity sia più presente in questo secondo tempo, al di là di quello che dice il punteggio, che poi se vogliamo è anche una conseguenza dell'impatto differente che sta avendo la squadra di David Marin. Di Ponto lungo a cercare Brunelli, puntuale Rodriguez in uscita. Fusari prova ad andare col destro, non c'è stata la deviazione di Cutruneo, semplice rimessa dal fondo per la Roma. Roma che invece dalla parte opposta sembra aver un pochino accusato l'1-2 dell'Ecocity, firmato Taborda de Oliveira. Solo grandi firme in questa gara. Fortino nel primo tempo e poi i 2 giocatori dell'Ecocity che abbiamo appena nominato. Fortino qui è costretto a lasciar sfilare il pallone e se vogliamo questa è la giocata che un po' fotografa questo momento di difficoltà per la Roma. Bissoni, Romano, torna all'indietro da Bissoni, vincente la pressione di Rodolfo Fortino che di fatto costringe Bissoni a liberarsi del pallone. De Massa, Avellino, De Massa, pallone all'indietro per Rodriguez. Fortino, Avellino, dentro da Di Massa che prova ad aggiustarsi il pallone, poi Cutruneo
sfortunato ancora una volta. Qui rivediamo il controllo di Dimas, ha provato a coordinarsi Cutruneo, pallone ad 1 centimetro dal palo. Inquadratura per Stefano Mammarella a proposito di grandi firme, grandi giocatori. Fusari, Tiago Bissoni porta il pallone, non sa chi scaricarlo, riesce a trovare Brunelli, poi Fusari prova addirittura con un sombrero a saltare in 1 contro 1 Rodolfo Fortino. Fusari scambia con Bissoni, si va all'indietro da Sergio Romano, 1 minuto e mezzo, la metà del secondo tempo. Vediamo di chi è l'ultimo tocco, direi giustamente assegnato a Brunelli. Rimessa laterale in arrivo per la Roma, che però deve provare ad alzare un pochino il ritmo. Ha avuto 2 grandi chance in questo secondo tempo la formazione giallorossa, finisce a terra Fortino, poi arriva anche Cutruneo. Le proteste della Roma per un possibile contatto su Rodolfo Fortino. Andiamo a rivedere. Il fallo sicuramente c'era di Bissoni, che ha colpito Fortino sul piede d'appoggio, fallo che però era fuori area. Non sarebbe stato comunque calcio di rigore per la Roma. Fortino, Avellino prova a mettere dentro forte il pallone, rimpallato e controllato da Di Ponto. Romano riesce a tenerlo in campo, prova con un colpo sotto, pericolosissima Lecco City, contro transizione della Roma. Avellino, bucano tutti e poi Cutruneo non riesce ad indirizzare in porta con il destro che non è il suo piede. 20 secondi di essenza purissima del futsal, occasione da una parte, campo ribaltato in 5 secondi e occasione forse ancora più grande dall'altra, a 58 secondi dalla metà del secondo tempo. C'è ancora da asciugare il parquet all'interno dell'area di rigore presidiata da Edoardo Di Ponto. Si torna a giocare Di Ponto corto da Nem, Fusari, Taborda, Nem, ancora Pablo Taborda troppo lungo, il pallone per il taglio in diagonale di Nem. Rodriguez pressato, si libera del pallone ma lo spedisce in rimessa laterale. Taborda, Nem torna da Pablo Taborda, De Oliveira. Occhio qui a Fortino che chiedeva un tocco con il braccio di Taborda. Altro episodio dubbio e poi fallo di Dimas che stende Nem. Terzo ammonito di questa partita è Rodolfo Fortino. Anzi, chiedo scusa, è Dimas. Fortino che era già nella lista degli ammoniti insieme a Pablo Taborda. Qui andiamo a rivedere quello che è accaduto prima. E qui qualche dubbio rimane sul probabile tocco di braccio di Pablo Taborda. Non chiarissimo al 100%, ma insomma quantomeno qualche dubbio rimane da capire se il braccio fosse di Di Ponto o di Taborda. Episodio che ha scatenato le proteste della Roma. Taborda, Nem dentro da Julio De Oliveira. Pallone è rimasto in campo, poi Nem prova ad allungarlo per Fusari sul secondo palo. Si impegna il numero 7 ma non riesce a tenere vivo il pallone. Avellino, Dimas, Fortino transita per i piedi di Lucio Avellino. Ha bisogno dei giocatori di maggiore esperienza che ha a disposizione Fabrizio Reali per
provare a sbrigliare un pochino la matassa e ad invertire l'inerzia che in questo momento dice Ecositi. Pallone in avanti, controllato stavolta nettamente con il petto da Taborda, che imbuca dentro per Julio De Oliveira, la lascia lì ancora per Taborda, Nem col destro, pallone deviato, Rodriguez bravo ad evitare il calcio d'angolo. Avellino, Dimas torna da Lucio Avellino, l'imbucata con il pallone di ritorno per Dimas, la pressione vincente di De Oliveira, pallone perso dalla Roma, si lotta a centrocampo. Alla fine Ciccarelli, appena entrato in campo per la Roma, altro prodotto del settore giovanile giallo-rosso. Ciccarelli qui prova ad allungare il pallone per Murillo, poi sprinta per recuperare la posizione, gestisce e gioca anche un po' con il cronometro l'Ecositi. Fusari pressato a tutto campo da Matteo Biscossi, che alla fine costringe all'errore Cristiano Fusari. Rimessa laterale che sarà in zona d'attacco e in favore della Roma. Avellino all'indietro per Rodriguez. Murillo la gira bene di prima all'indirizzo di Matteo Biscossi, pallone all'indietro per Lucio Avellino, ancora Murillo in banda, dentro da Ceccarelli che prova la giocata su Pablo Taborda, che lo contiene con il fisico e si prende la rimessa dal fondo. 8 minuti 42 secondi, si assottigliano man mano che scorrono i secondi le speranze della Roma. Si avvicina invece la semifinale per l'Ecositi. De Oliveira, Taborda, Micheletto prova a saltare in 1 contro 1 Murillo, parzialmente riuscita la giocata Leonardo Micheletto in banda, pallone che sfila in rimessa laterale. Biscossi scambia corto con Avellino, pallone imbucato dentro per Ceccarelli che prova ad aprire per Avellino, un paio di tocchi dell'Ecositi. Occhio qui al pallone dentro per Ceccarelli che non ci ha creduto abbastanza, è arrivato con un secondo di ritardo, secondo però fatale che gli ha impedito di impattare il pallone. Era solissimo all'interno dell'area di rigore. De Oliveira, pallone per Micheletto, apertura per Nem, prova a servire ancora Micheletto, si chiude la difesa della Roma che concede però ancora una rimessa all'Ecositi. Fuori De Oliveira, dentro Brunelli. Nem a battere la rimessa laterale, Taborda prova a servire sulla corsa Micheletto, l'anticipo di Biscossi che poi si prende il pallone di ritorno da Rodriguez, un paio di finte di Matteo Biscossi che riesce a trovare Murillo che calcia, conclusione potente ma centrale a mani aperte. Edo Di Ponto ad allungare il pallone in rimessa laterale. 7 minuti 51 secondi, l'Ecositi è avanti 2-1 dopo aver vinto ai tempi supplementari gara 1. Micheletto allunga in rimessa laterale, Murillo ancora una volta, conclusione che centra lo specchio della porta ma è comoda in 2 tempi la parata di Di Ponto. Taborda vuole Brunelli, anticipato da Murillo, bravo anche a tenere vivo il pallone. Biscossi qui rischia di combinare un pasticcio, alla fine riesce a difendere il pallone, scarica su Avellino, Rodriguez, Murillo difende il pallone, poi prova a toccarlo in avanti per Lucio Avellino, comodamente Brunelli a gestire per Di Ponto, troppo lungo il pallone per Nem che chiama il cambio alla sua panchina, è pronto a tornare Sergio Romano. Biscossi, lui l'ultimo a toccare, stremato Biscossi, lascia il campo a Marco Ercolesi, si prepara a tornare anche Dimas, prova a giocarsi tutte le sue frecce Fabrizio Reali. A 7 minuti dalla fine, un'eternità nel futsal. Brunelli
controllo e scarico molto bene all'indietro su Pablo Taborda. Micheletto, eccolo Taborda che riceve, Romano di prima, voleva servire Brunelli che ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Riparte la Roma che ha sempre un gol da recuperare. Murillo, Avellino prova ad andare in avanti da Fortino, occhio che il pallone è buono per Brunelli che ha provato a saltare con un sombrero Avellino. L'ultimo tocco è di Murilo Ferreira, la rimessa laterale sarà in favore dell'Ecco City. Romano, Bissoni, Micheletto, Murillo per un attimo, alla fine sbaglia Micheletto che regala di fatto il possesso alla Roma. Fortino torna indietro da Murilo Ferreira, ancora l'imbucata per Fortino che finisce a terra. Fallo di Bissoni, aveva preso bene posizione Rodolfo Fortino che annuisce da terra come per dire finalmente mi avete fischiato un fallo. Interessante questo calcio di punizione per la Roma. 6 minuti 7 secondi, l'Ecco City avanti 2-1 nel primo tempo. Fortino nella ripresa l'1-2 Taborda de Oliveira. Ercolesi, Fortino sul punto di battuta, due mancini, i due destri in campo. Adesso per i giallorossi si allontanano tutti, sul punto di battuta c'è Avellino che apre per Dimas. Letta questa giocata da Tiago Bissoni che in scivolata mette il pallone in rimessa laterale. Dimas prova ad andare dentro, anticipo secco di Taborda, è lì ad aspettarlo Avellino, è solo Fortino che salta di punto e poi col destro cestina, la clamorosa occasione per il 2-2. Aveva fatto tutto bene Rodolfo Fortino e poi con il destro che non è il suo piede si è divorata una clamorosa occasione per il 2-2. Possesso Ecco City, Brunelli riesce in qualche modo a trovare Sergio Romano che calcia, conclusione murata. Rodriguez con le mani, Dimas ha un po' di campo, preferisce fermarsi e transitare per Fortino che calcia. Clamorosa giocata difensiva di Tiago Bissoni, è tornata ad accendersi in un attimo questa partita. Stavolta grande merito di Tiago Bissoni. Ercolesi dentro, Di Ponto con le mani, prova a ripartire la transizione dell'Ecco City con Romano isolato, calcia in diagonale, conclusione debole e fuori dal bersaglio. Vediamo se e quando eventualmente la Roma deciderà di giocare la carta del portiere di movimento. Intanto Cutruneo si impegna per tenere vivo il pallone. Pallone in avanti, c'è fallo di Brunelli su Marco Ercolesi, chiede un cartellino giallo il centrale della Roma. Dimas dentro da Fortino, che bello il duello con Pablo Taborda, poi Ercolesi per un attimo, Fusari a campo da attaccare, prova a prenderselo tutto, pulito l'intervento di Marco Ercolesi. Rodriguez mette in moto Dimas che va da Fortino, va dentro da Ercolesi, si chiude la difesa dell'Ecco City, adesso a 200 all'ora da una parte e dall'altra, sta diventando molto molto bello questo derby. Avellino, Dimas sbaglia l'imbucata per Rodolfo Fortino. Nemma, Di Ponto alza questo campanile sul quale il primo ad arrivare è Caiche,
poi Fusari non riesce a tenere in campo il pallone. Possesso Roma. Murillo, Dimas, pallone ancora per Murillo, Fortino, Murillo e ancora Lucio Avellino, prova a dare pressione all'Eco City e ad impedire lo sviluppo della Roma. Fortino transita per i piedi di Dimas, che poi con la suola la giusta per Lucio Avellino. Murillo, Avellino, pallone alzato, fuori misura per Dimas. 4 minuti, 5 secondi alla fine di questa partita. Entrambe le panchine hanno ancora un time out da spendere e rimane sempre la carta del portiere di movimento da giocare per la Roma. Di Ponto, pallone in avanti, Rodriguez bravo in uscita, poi il pallone sbuca buono per Nem, De Oliveira, Nem, Taborda, Fusari difende il pallone, lui l'ultimo a toccarlo, sarà rimessa laterale giallo-rossa, fuori De Oliveira, torna Thiago Bissoni, un po' di riposo anche per Cristiano Fusari, al suo posto Sergio Romano. Portiere di movimento per la Roma, fuori Rodriguez, in maglia bianca c'è Rodolfo Fortino. Si gioca anche questa fish Fabrizio Reale, perché adesso la Roma, usando sempre un termine pokeristico, deve provare a fare all-in. Un gol per andare ai supplementari, 2 per trascinare questa serie a gara 3. Qui l'errore in fase di trasmissione tra Avellino e Dimas, sfuma il primo possesso col portiere di movimento per la Roma, rimane addirittura in porta Fortino. Pallone in avanti riconsegnato di fatto alla Roma, una versione inedita da portiere di Rodolfo Fortino, che lancia in avanti per Biscossi. È buono il pallone per Murillo, che va da Dimas, dentro per Murillo, ha pareggiato la Roma con il gol di Murillo. 3 minuti 20 secondi, transizione perfetta della squadra di Fabrizio Reali, che è entrata letteralmente in porta col pallone. Murilo Ferreira colpisce, la Roma impatta a 3 minuti e 20 dalla fine di questa partita. Due a 2, time out David Marin. Con questo risultato, ricordiamolo, saranno tempi supplementari che erano stati decisivi anche in gara 1, ma questo a certificare un grandissimo equilibrio tra due grandi squadre. Squadra al rapporto dei due allenatori. Si torna a giocare dopo il gol di Murilo Ferreira, che ha dato il pareggio alla Roma. A 3 minuti e 20 dalla fine. Riparte l'Eco City. Fusari scambia con Taborda, vediamo se il gol avrà dato animo alla Roma. Avellino arriva in corsa, prova in qualche modo a coordinarsi con la punta del piede sinistro. Di Ponto, lungo con le mani, non riesce a far arrivare il pallone a Brunelli. Rimessa laterale in arrivo per la Roma, 3 minuti 2 secondi, 2 a 2.
con questo risultato. Saranno tempi supplementari. Morelo dentro da Fortino, riesce a fronteggiare, a servire il pallone ad Avellino. Murillo in qualche modo riesce ad addomesticarlo, poi cerca una linea di passaggio, arriva Biscossi, buona la sterzata, rischia di perdere il pallone, può partire la transizione dell'Ecocity, pallone dentro per Brunelli. Bravo Biscossi con questa bella chiusura in diagonale a negare la ricezione a Brunelli. Qui Rodriguez prova ad andare direttamente da Rodolfo Fortino. Taborda di Ponto, lungo da Brunelli. Rodriguez poteva forse bloccare il pallone, non si è fidato e ha allungato in rimessa laterale. Portiere di movimento per l'Ecocity, e questa è una notizia, con David Marin che prova a vincerla. 2 minuti e poco più da giocare, siamo nel momento decisivo di questa partita. Taborda scambia con De Oliveira, ancora Taborda per Nem. Micheletto ovviamente non ha fretta di forzare la giocata all'Ecocity, che gestisce il pallone e aspetta un errore, un varco nella difesa della Roma. Brunelli, Micheletto apre per Nem. Taborda ancora per Julio De Oliveira, non c'è fallo su di lui di Lucio Avellino e allora attacca l'Ecocity con Pablo Taborda. Nem, è lì la Roma in trincea a difendersi sul portiere di movimento dell'Ecocity. Micheletto pensa per un attimo alla conclusione, poi torna da Nem che apre all'indirizzo di Taborda, doppio scambio tra i due, poi si cambia lato. Da playmaker Nem a muovere il pallone. Time out intanto richiesto dalla panchina della Roma. Taborda, Micheletto trova Nem, ancora il pallone per Micheletto. Occhio qui alla giocata, la porta è vuota, calcia Demas con il pallone che finisce fuori. Si è preso un rischio l'Ecocity. Micheletto, occhio al pallone dentro per Fortino. Di Ponto in qualche modo, ultimi 55 secondi di regolamentari, poi eventualmente saranno tempi supplementari. Torna in campo De Oliveira da portiere di movimento. Taborda, De Oliveira torna da Pablo Taborda fino alla fine col portiere di movimento per gestire ma anche per provare a vincere. L'Ecocity, occhio che qui intercetta Fortino in campo aperto, arriva il rimpallo e la Roma a 31 secondi dalla fine trova il gol del 3-2 con Rodolfo Fortino. Si è presa un rischio enorme l'Ecocity e Rodolfo Fortino con la doppietta che può significare gara 3. Se esiste uno sport più pazzo di questo, ditecelo, ma noi sicuramente non ci crederemo. Roma 3, Ecocity 2. Intanto vediamo. È valido il gol di Rodolfo Fortino, esulta a 30 secondi dalla fine. La Roma rimette il naso avanti e intanto cartellino rosso per Leonardo Micheletto per l'intervento, credo, su Rodolfo Fortino. Come cambiano gli scenari. Espulso Micheletto, cerchiamo un po' di ricostruire perché Micheletto espulso Micheletto a 30 secondi dalla fine. Rodolfo Fortino
punito il fallo di Leonardo Micheletto. Tutto in piede e il pubblico giallo-rosso impazzito letteralmente dopo il gol di Rodolfo Fortino. Arbitri che hanno il loro bel da fare per calmare la panchina dell'Eco City dopo il rosso a Micheletto. Fortino e Taborda adesso faccia a faccia. Momento di grandissima tensione qui a Cisterna di Latina. Gioco che ancora non riesce a riprendere. Adesso in 4, compreso ovviamente Julio De Oliveira da portiere di movimento. Ci deve provare l'Eco City. Brunelli si torna, direi, finalmente a giocare dopo attimi di grandissima tensione. Taborda, i fischi del pubblico della Roma, rimessa laterale per l'Eco City che con l'uomo in meno, ma il portiere di movimento qui, la conclusione di Nemma. Rodriguez, ma arriva il time out che era stato richiesto in precedenza da Fabrizio Reali. 19 secondi alla fine. Roma 3, Eco City 2, gioco fermo perché time out giallo-rosso. Andiamo a sentire Reali. Allora, palla di Caiche sul calcio d'angolo, tira più forte che puoi Caiche. Parto posta? Se non è sulla palla lasciala. E gli altri accorciamo. Sì, in fondo una cosa. Una cosa. Sì, una cosa, se loro non mettono il portiere attaccano 4 contro 4. Mettiamo una palla per la spizzata. In fondo su Rodolfo, calcio d'angolo. Se la prendono loro, facciamo subito fallo, interrompiamo. Rimessa a Roma per le mani di Rodriguez, ultimi 19 secondi di una pazza partita con un pazzo finale. Probabilmente ultima chance da questa rimessa laterale per l'Eco City che però in 4, nonostante il portiere di movimento, deve provare a far male alla Roma. Qui il fallo di Avellino in ritardo su Brunelli, cartellino giallo per Lucio Avellino. Ha rischiato tantissimo il giocatore della Roma. Ingenuità di Lucio Avellino che ha rischiato tantissimo su questo intervento. Ultimi 9 secondi, pallone dentro. Ultima disperata rimessa laterale per l'Eco City. Taborda, Brunelli calcia, pallone alto sopra la traversa. Esultano come un gol i tifosi della Roma in tribuna qui a Cisterna di Latina. 6 secondi, Avellino alza questo pallonetto, De Oliveira controlla il pallone, prova a calciare in avanti, Rodriguez blocca e nel modo più incredibile possibile la Roma batte 3-2 l'Eco City Genzano e si guadagna gara 3 che si giocherà di nuovo qui tra 48 ore per decidere
chi tra Roma ed Eco City sarà la prima semifinalista. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto e un buon proseguimento di serata da parte di Mattia Esposito.